Buonasera, salve e ben trovati a questo appuntamento webinar con il sottoscritto e Roberto Di Maria di Sicilia in Progress e Giovanni Russo dell'Associazione Ferrovie Siciliane. Giovanni, buonasera. Tutti gli amici che stanno in ascolto. Ecco, bene. L'argomento di oggi è un argomento che è molto dibattuto e che ha creato in passato e anche nel presente tante polemiche e diatribe varie, soprattutto sul web, e non solo. Le ferrovie turistiche in Sicilia principalmente e direi il quadro di quella che è la normativa su queste ferrovie turistiche, soprattutto la legge 128 del 2017 che ha istituito questa nuova categoria di ferrovie, una nuova categoria che dovrebbe fornire al territorio dei servizi ritenuti molto importanti. Noi, io e Giovanni, avevamo intenzione appunto di parlarne e discuterne così molto amichevolmente in questa occasione e abbiamo avuto modo di scrivere su questo. Proprio stamattina è uscito un nostro intervento che esamina la situazione delle ferrovie turistiche a 360 gradi, con particolare riferimento al ripristino delle ferrovie dismesse o sospese, che come sapete sono un patrimonio infrastrutturale importante per i territori, che molti vorrebbero che tornassero al 100% in esercizio. Giovanni, vorrei che tu introducessi l'argomento e mi dicessi le tue prime impressioni, soprattutto partendo dalla situazione del quadro generale, poi magari approfondiamo la situazione siciliana, anche perché noi siamo promotori del Comitato Pro Ferrovia Alcantara-Randazzo. Ne parleremo più avanti. A te la parola, Giovanni. Sì, Roberto, intanto ti ringrazio e rinnovo i saluti a tutte le persone che ci stanno ascoltando adesso in diretta e che ci ascolteranno magari successivamente. Intanto è doveroso dire che a questo incontro Ferrovie Siciliane e Sicilia in Progress aveva provveduto a contattare sia Amodo, quindi l'Alleanza della Mobilità Dolce, che anche la FIM, quindi la Federazione Italiana Ferrovie Turistiche Museali. Quindi Anna Donati nel caso della Modo e Alberto Sgarbi per quanto riguarda la federazione erano stati contattati preventivamente per aderire a questo incontro, anche perché, come dire, a mio avviso, e poi ovviamente, caro Roberto, anche il tuo, è quello di confrontarsi anche cercando di, come dire, di aprire un dibattito anche con le persone che a vario titolo, per vari motivi, possono anche, diciamo così, avere una visione leggermente diversa dalla nostra, perché allora, se no siamo come dire io e tu che diciamo che abbiamo lo stesso filone di pensiero, come dire il confronto a mio avviso non cresce, non porta nessun contributo poi a chi va a seguire questa attività. Io per correttezza dico, oltre che citarli, dico, mi dispiace che loro non abbiano aderito, probabilmente avranno avuto altri impegni sicuramente più importanti, anzi sicuramente è così. Però per correttezza anche verso chi ci sta in questo momento guardando, ascoltando altre cose anche attraverso i vari canali social di Ferrovie Siciliane, questo è il documento che attesta la mail di, diciamo così, di inoltro che ho inviato poco fa, qualche giorno fa, sia da Modo che alla Federazione Italiana Ferroviaristica Museali. Ripeto, mi dispiace questo perché... Si vede abbastanza bene, Giovanni. Esatto. Mi dispiace questo perché soprattutto la federazione rappresenta tantissime associazioni che chi più chi meno insomma in qualche modo sono direttamente interessate a questa cosa qui. Scusa se ti interrompo, Giovanni, abbiamo il nostro ospite che volevo introdurre anche perché l'ho lasciato in attesa. Eccoci qua, ciao Roberto Greco qui con noi. Ciao Roberto. Credo che forse devo attivare il microfono. Eccoci qua. Mi senti Roberto? Perfetto. Io sento perfettamente. Perfetto. Certamente. Roberto, finisco questo e poi magari diamo un attimo la parola a Roberto, così ci dà... Io stavo ascoltando silenziosamente proprio perché stavo ascoltando il tuo discorso. Certamente. Bene. Quindi, oltre a queste persone, sì, oltre a queste due persone che ho appena finito di citare, mi sono sentito anche in dovere
anche in virtù di una conoscenza che va veramente indietro nel tempo per attività fatte in collaborazione, insieme, anche, come dire così, se, come dire, non abbiamo mai la possibilità di poter approfondire, come dire così, in modo specifico la nostra passione, sia quella per la mobilità attraverso il sistema ferroviario, ma anche altri sistemi di mobilità, come dire, più antichi, più nobili, che sono anche quelli, diciamo, dettati dalle ciclovie, da tutta questa storia qui. C'è anche, ho deciso, diciamo, anche in collaborazione con te, caro Roberto, di invitare Roberto Greco. Io Roberto Greco moltissimi anni fa l'ho conosciuto tramite quello che era la piattaforma di Comodo. Però in ogni caso adesso io direi di dare la parola a lui, così insomma chi meglio di lui si può presentare, e quindi a lui la parola. Bene. Grazie Giovanni. Allora, vabbè, io sono Roberto Greco, di professione faccio l'ingegnere, sono anch'io un appassionato di ferrovie, fin da bambino, sebbene non raggiungo i vostri livelli di conoscenza. Sono un utilizzatore delle ferrovie proprio perché propugnatore di una mobilità quanto più possibile comodale, cioè basata sulla interazione dei vari mezzi di trasporto. Sono un sostenitore della mobilità sostenibile, usando il bisticcio di parole, e della mobilità dolce nello specifico. Roberto, scusa un attimo se ti interrompo. Prego. Se puoi alzare un attimo il volume del tuo microfono per sentire Abbiamo meglio. vicino il microfono perché è uno di quelli là built-in, quindi può essere che... Ecco, mi sentite? Adesso è meglio, adesso va meglio. Perfetto. Grazie Roberto, Perché non scusa. so dove si sistema, se no devo passare alla cosa esterna. Aspetta, vediamo se per caso posso alzare l'audio. Ecco, stereo Se si può audio. un altro poco è meglio. No, non me lo fa modificare. Ce l'ho proprio vicino, ma non so come. Così va bene. Ecco, mettilo più Vabbè, vicino e va benissimo. allora lo Grazie. tengo, scusate, metto la mano davanti alla bocca, vabbè, vediamo se così riesco a parlare. Niente, dicevo questo, che sono stato uno dei propugnatori delle azioni nazionali di Comodo, sono stato anche consigliere nazionale di Comodo, Confederazione Mobilità Dolce, e avevo come compito il coordinamento di tutte le associazioni che aderivano alla Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate e al mese della mobilità dolce, almeno fino all'anno scorso, sono stato anche il portavoce di Comodo a livello nazionale, e quindi mi sono spostato in varie realtà, per cui diciamo avevo un coordinamento stretto sulle regioni del sud e poi il coordinamento, tra virgolette, verbale e da portavoce di tutte quelle che sono le variazioni. Sono stato anche uno dei firmatari, in quanto allora presidente dell'Associazione Etna Free Bike di Catania, aderente a Comodo sin dai primi momenti, della documentazione che poi ha portato allo sviluppo della legge che conosciamo come legge delle ferrovie turistiche, ma che in realtà era un progetto di legge più complesso che si chiamava Famiglietti Sanna e che prevedeva non solo le ferrovie turistiche, ma tutta l'incentivazione della logica come dire, intermodale, comodale, di interazione tra i vari sistemi di trasporto, e chiaramente anche della mobilità sostenibile, che era poi il core business di Comodo. Diciamo, nella filosofia di Comodo c'è stato sempre il ragionamento che tutto quello che è ferrovia regolarmente armata si deve si deve portare avanti ogni azione compatibile chiaramente con la realtà dei fatti, perché questa realtà possa comportare un ritorno del mezzo ferroviario. Ove queste tratte sono state ampiamente disarmate, non sono più agibili da un punto di vista ferroviario, o per dissesti o per diseconomia che ha portato allo smantellamento fisico della tratta, noi prevedevamo la costituzione delle cosiddette greenway, per cui non c'era conflitto tra i due mezzi, non c'era conflitto tra le due tipologie di utilizzatore, anzi quello che abbiamo sempre propugnato, e che io personalmente poi come esperto di mobilità, che me ne occupo da 30 anni, dal 1989, era quello di incentivare proprio la
correlazione stretta tra le varie tipologie di mezzi di trasporti. Che al di là di quello che poi può essere il piacere o anche un'affezione, a volte anche un po' maniacale, a un veicolo piuttosto che a un altro, io ne faccio un fatto di trasporto. Cioè il trasporto oggi è diventato uno degli elementi fondamentali. Nel 2000 eravamo convinti, quindi 20 anni fa, non 300 anni fa, 20 anni fa eravamo convinti che la massiccia entrata dell'utilizzo del mezzo internet nella nostra vita potesse portare a un cambiamento epocale da un punto di vista del lavoro, lo smart working, eccetera. C'è voluta una pandemia per iniziare a parlare di smart working in assenza di infrastrutture digitali che siano sufficienti, non dico ottimali, ma sufficienti per portare avanti queste logiche. In realtà quello che invece è apparso immediatamente dagli anni 2000 è che la freneticità della necessità di seguire quanti più lavori possibili, anche una certa mancanza di certezze che man mano si è fatta sempre più forte nelle nostre vite, ha condotto alla necessità di spostare masse di persone da un luogo all'altro. Sempre più abbiamo assistito a fenomeni di inurbamento, sempre più gente si sposta verso le città, un pendolarismo crescente, proprio perché dove non era possibile acquistare immobili direttamente in città, si rimaneva sulle fasce periurbane e ci si spostava. Questa cosa ha un po' sovvertito quelle logiche che ci vedevano staccati da idee per cui tutto ciò che era internetistico avrebbe risolto questo problema. Non è stato così. Per cui le risposte da dare stanno sul trasporto, stanno sul movimento di quei circa 6-8 milioni di pendolari tra lavoratori e come dire, studenti, persone insomma che si muovono per varie motivazioni dalle aree periurbane alle aree urbane e che costituisce oggi lo zoccolo duro di quel pendolarismo strettissimo che conduce a mettere in crisi i sistemi di trasporto quando non ben realizzati. La città di Catania è un esempio di cattiva gestione del pendolarismo perché ha una struttura a pettine, sebbene ha poi l'area etnea a monte che sembrerebbe tutto fuorché un pettine, ma in realtà se facciamo un grafo delle linee di spostamento ci rendiamo conto che siamo di fronte a un pettine che però ha una convergenza verso il centro. A questo non è diciamo, corrisposto un idoneo sistema di sbarramento dei flussi veicolari che sono solo ed esclusivamente o nella maggioranza flussi privati, proprio perché sono stati disattesi quei principi di progettazione della mobilità che sarebbero stati necessari quando l'area metropolitana ha preso il sopravvento rispetto all'area cittadina. Questo diciamo come discorso. Oggi io credo che siamo alla fase 3.0 perché dopo le prime battaglie, dopo Comodo, dopo anche un discreto raccoglimento di successo attorno alla sensibilizzazione nazionale verso le vecchie ferrovie, verso i caselli, verso le infrastrutture. Non dimentichiamo che MIBACT un giorno si è svegliata e ci ha detto avete ragione, questa cosa la estendiamo anche alle case dell'ANAS, facendo un progetto che sulla carta era molto interessante ma che poi non ha avuto un giusto seguito. Bene, io credo che al di là delle facili logiche di RFI e del gruppo Ferrovie che vuole sempre fare come dire cassa anche nelle cose più indebite, io credo che ci possano essere delle sinergie che portano le ferrovie a non essere più dimenticate e a diventare le care ferrovie, cioè anche quelle non più utilizzate, ma con diciamo, la preservazione dei caratteri ferroviari, per esempio degli immobili. Io stesso, da progettista... Certamente. come scusa? Non ho sentito.
Sì, Roberto, siamo d'accordo, hai fatto una Scusate, disamina io forse mi sono perfetta fatto prendere un po' la mano, ho anche parlato sulla troppo. situazione. No, no, è stato molto apprezzabile. Volevo, a proposito di questo, passare la parola a Giovanni, che sicuramente ha qualcosa da dire sull'aspetto del recupero e soprattutto del mantenimento del patrimonio infrastrutturale, io lo chiamo così, di quelle che sono le ferrovie dismesse in particolare, che non vediamo valorizzato per come Io si Roberto mi dovrebbe. scuso un Giovanni, a te attimo la se parola. rubo 20 secondi per fare una precisazione che parlando insomma sia con te che con Roberto Greco diciamo, volevo concludere. La mancata adesione della Federazione Italiana Ferrovie Turistiche e Museali, quindi nella persona di Alberto Sgarbi, che noi abbiamo contattato in modo tale da rappresentare a lui tutte le associazioni che aderiscono alla federazione, credo che ce ne siano più di una siciliane, come dire, ha precluso in questo caso la partecipazione di altre persone che potevano rappresentare queste associazioni a questo nostro dibattito. Quindi, come dire, sono un po' amareggiato di questa cosa perché, ripeto, il fatto di non aderire ci può anche stare, però potevano anche comunicarlo e quindi dare la possibilità ad altri di esprimere il proprio pensiero, la propria cosa. Quindi mi dispiace di questa cosa perché, ripeto, può starci che non si aderisca, che non si condivida un'idea, si possono avere impegni di altro genere, insomma, quello che è. Però ecco, se rispondevano in tempo utile, noi avremmo potuto contattare delle altre associazioni sparse nel territorio siciliano e magari dare la possibilità, insomma, dare voce a loro di inserirsi in questo nostro dibattito. Quindi di questo mi scuso con chi ci sta seguendo perché, ripeto, non è un problema che è stato inerente alla nostra volontà. Tornando a quello che dice Roberto, lui personalmente ricorderà insomma, l'attività che ha fatto l'Associazione Ferrovie Siciliane tra il 2009 e il 2010, insomma, in quel periodo lì, a riguardo a quello che è stato poi l'attività sulla ferrovia Alcantara-Randazzo e anche sulla ferrovia Nodo-Pachino. Da parte mia c'è stata sempre una grandissima attenzione su quello che è l'infrastruttura e soprattutto anche per quello che è anche la gestione degli immobili, il mantenimento degli immobili, il decoro degli immobili. Ci sono decine e decine di stazioni sparse in tutta la Sicilia, in questo caso noi ci riferiamo in Sicilia, ma in Italia ce ne sono moltissime di più, chiaramente, visto che il territorio è molto esteso, che avrebbero e chiedono veramente le attenzioni che spesso e volentieri vengono negate per vari motivi che diciamo, in altre occasioni magari approfondiremo in modo più dettagliato. Grazie a Dio in qualcuna si riesce a consegnare questi spazi a circoli, diciamo così, ambientalistici oppure ai comuni in cui diciamo, questi fabbricati viaggiatori dismessi sono ubicati per posizionarci gli uffici della polizia municipale o altre cose. In altri, per esempio, si lascia abbandonato. Se io vado a pensare quello che succede a Francavilla di Sicilia, nell'area della stazione di Francavilla di Sicilia, oppure in quello che succede a Motta Camastra, francamente, come dire così, mi viene un attimino, mi dovrei fare tante domande perché non è possibile che in un'area di stazione ci siano, come dire così, attività che abbiano a che fare con gli animali e quindi attività di pascolo e altre cose. Quindi, come dire, negli anni si è fatto, noi, come dire, a livello di volontario, ma anche altre associazioni hanno fatto, però ecco, non siamo riusciti a fare poi il salto di qualità. Questo nonostante tutto poi si è arrivata a questa famosa legge 128 del 2017. Sì, Roberto, ti ringrazio, Questa questo è è la proprio stazione di Franco Motta Camastra, esatto. di Montecama, sì, Con le, esatto. con Quindi, le, con le occhiette, con le sì, paperelle. questa praticamente ti sto dicendo, quindi l'arrivo della legge sulle ferrovistiche, a mio avviso, come dire, inizialmente l'entusiasmo di tante persone poi, come dire, è sfociato invece in qualcosa di diverso. Oggi possiamo benissimo dire, io oggi posso benissimo affermare, probabilmente lo può fare anche qualche altra persona, in questo caso anche tu, che la legge 128 del 2017, come dire, non ha assolutamente prodotto nulla, se non tanto entusiasmo iniziale nelle persone, ma poi di atti concreti, caro Roberto, noi ad oggi non ne abbiamo visto. Non che siamo felici di questa cosa, ce ne dispiace perché insomma si sono spesi veramente fiumi di inchiostro su questa cosa, tanta gente si è impegnata, ma poi nel concreto non abbiamo visto nulla. Probabilmente è sempre più il lavoro che fanno i volontari sul territorio che poi quello che ha prodotto questa legge. Volontari, Sì. dico attenzione, dico, bisogna fare anche distinzione tra volontari e pseudo volontari, ma di questo magari avremo modo di parlarne e approfondire l'argomento in un'altra occasione.
Comunque, non voglio dire tutto qui, Roberto, lascio adesso a te la parola. Allora Sì, io scusami. sì, prego Roberto. Abbiamo due No, Roberti. scusa, non ti volevo interrompere, forse stavi tu introducendo Prego, qualche altro no, argomento. aggiungi tu, poi continuo io il discorso di Giovanni, volevo fare una disamina su questa normativa. Dimmi. No, dicevo questo, ecco, innanzitutto mi dispiace molto che né Amodo né la FIPT abbia aderito al vostro invito, perché ritengo che a prescindere tutto come dire, un elemento di confronto, di discussione, anche tirare una linea, no? Per cercare di ottenere in qualche modo un bilancio di questi anni da chi poi si occupa a livello nazionale di questo settore sarebbe stato interessante. Quindi questo è un dispiacere, perché purtroppo una delle cose che io riscontro anche in modo assolutamente triste, cioè la mia è una constatazione amara, è il fatto che c'è un'eccessiva divisione all'interno degli appassionati, delle associazioni. Ci sono partiti. Amodo è Sì. una costola di comodo. Quando purtroppo si è verificata una vera e propria scissione e non si è riusciti a, come dire, mantenere logo tra virgolette, e storicità di Comodo, è stata fatta Amodo, in cui la A è un poco privativa, se volete, quindi come tale non l'ho vista neanche da un punto di vista dell'immagine come una situazione felice. Quindi c'è sempre la necessità di andare a dire, invece di fare coesione, di fare gruppo, di fare azione comune, di andare a dire sì, ma io la penso, per me la è con l'accento, invece tu la pensi senza accento. Cioè, poi sempre è. Chiaramente uno è verbo e l'altro è congiunzione, però il problema, sinceramente, è quello che in questo momento storico, tra l'altro, dovremmo, come dire, andare a massimizzare sui sistemi. È inutile andare a spaccarci il capello in quattro per sapere se la rotaia era quella con una portata X o piuttosto Y, perché poi rischiamo di cadere in questi tranelli di cui approfittano assolutamente tutti quei filibustieri, quei soggetti anche, come dire, ben adusi a cavalcare le onde anche economiche, tutti quei soggetti che sappiamo essere presenti in quegli ambiti di sottogoverno, che vedono business. Mentre il lavoro di centinaia, di migliaia di appassionati, anche di semplici, non solo appassionati, direi qualcosa di più. Ci sono persone che sulla ferrovia hanno costruito ricordi, che hanno creato le occasioni perché alcune località potessero tornare a vivere attorno a questi ambiti. Poco fa vedevo nelle immagini, non so se era la Dobbiaco Linz o piuttosto la ferrovia, l'alta, quella della Val Venosta, che è stata presa Sì, dalla regione Trentino-Alto è stata Adige, presa dalla provincia dalla autonoma di provincia autonoma Bolzano. di Bolzano, E, che l'ha guarda, venduta. Roberto Ecco, Sitti, a proposito di questo, ecco qua il trenino cosiddetto della Val Venosta. Noi abbiamo avuto ospite addirittura l'ingegnere Helmut Moroder, di cui tu sicuramente hai sentito lo parlare. conosco, lo conosco, Bravissimo. lo conosco personalmente. Bene, bene, bene. Noi abbiamo avuto la possibilità di parlare, di fare un webinar con lui tempo fa, che si trova sulle nostre pagine YouTube, dove ci ha spiegato un po' il miracolo, tra virgolette, miracolo di questa ferrovia che nessuno voleva, nessuno ci credeva nei primi anni 2000. Per quanto riguarda il ripristino funzionale, si parlava addirittura di pista ciclabile. Loro hanno insistito su questa linea, la provincia ha acquistato letteralmente la ferrovia, hanno speso dei soldi e non pochi, ma oggi si sono ritrovati subito con 2 milioni di passeggeri anno e oggi hanno 3 milioni di passeggeri all'anno, di cui 2 milioni sono dovuti ai cittadini della valle, che ha un bacino d'utenza di 35.000 persone, ripeto, 35.000 persone che fanno 2 milioni di viaggiatori, più 1 milione di spostamenti di turisti. Ora approfitto di questa liaison, diciamo, per andare al tema.
ferrovie turistiche o ferrovie storiche. La legge 128 che ha istituito le ferrovie turistiche, in realtà, se la andiamo a leggere bene, fa riferimento ai notabili storici sostanzialmente, perché le ferrovie turistiche sono quelle che vediamo nella foto accanto. Cioè questo è un treno moderno fatto per portare i viaggiatori, qualsiasi viaggiatore, sia chi abita nella valle, sia i turisti. Ed è un treno moderno, piacevole. Io turista, per andare nella Val Venosta, prendo un treno così, ma per andare in qualsiasi luogo prendo un treno normale, non prendo certamente la locomotiva a vapore con le 100 porte dietro. Per questo io distinguerei nettamente, ed è l'errore principale, ed è il peccato originale della legge 128, distinguerei le ferrovie turistiche dalle ferrovie storiche, i treni turistici dai treni storici, perché altrimenti creiamo il risultato che abbiamo avuto dopo 3 anni di legge 128. Quali sono stati i risultati della 128? Praticamente nessuno. Le ferrovie esercite come ferrovie turistiche oggi praticamente soltanto da Fondazione FS e forse da qualche altro soggetto da qualche altra parte in Sardegna piuttosto che in Calabria, sono antecedenti la legge, non sono esercite secondo i dettami della legge, anche perché la legge ha avuto il suo regolamento di attuazione, ovvero il regolamento che riguarda le ferrovie funzionalmente isolate, soltanto nell'aprile 2019. Il regolamento, così come anche la legge stessa, se la andiamo a leggere bene, prevede ovviamente che i soggetti che vanno a esercire queste linee, che vanno a gestire il servizio in queste linee, perché la gestione della infrastruttura rimane appannaggio di Rete Ferroviaria Italiana, che deve impegnare dei soldi, in questo caso messi dalle regioni che sono titolari del trasporto pubblico locale. Ma i soggetti gestori dei treni devono essere qualificati per poterlo fare. E noi sappiamo, caro Roberto, tu sei un tecnico e quindi lo sai meglio di me, quali sono le normative che devono essere applicate. ANSF, che è un ente fatto da colleghi, da persone serie, non si sognerebbe mai di cedere sul campo della sicurezza nella gestione delle infrastrutture, cosa che molte volte a denti stretti e nemmeno tanto è stata ventilata da chi si immaginava forse che il treno storico, alias treno turistico forzatamente, fosse una sorta di giocattolo in scala normale, in scala reale, che può essere gestito senza avere le competenze adatte. Oggi qualcuno si lamenta che le varie associazioni di volontariato, associazioni sparse nel territorio, non sono state coinvolte nell'esercizio, e direi che l'interrogativo è assolutamente mal posto. È normale che non fossero coinvolte, perché non hanno le competenze adatte, almeno nella stragrande maggioranza, perché rimangono ferrovie e le ferrovie sono strumenti di trasporto estremamente seri, e dove la competenza e la conoscenza di quello che si va a porre in essere è assolutamente necessario, soprattutto per l'incolumità di chi ci lavora e dei passeggeri. E queste sono cose sulle quali avremmo scommesso qualsiasi cosa che ANSF non avrebbe. Oggi ANSFIMA si chiama ANSFIMA perché è stata coinvolta, come sapete, nel controllo anche delle strade e delle autostrade, proprio per la professionalità di chi c'è dentro dopo il crollo del viadotto Polcevera di Genova. Quindi stiamo parlando di un ente dall'altissima professionalità e che ha emesso un regolamento che ha posto dei paletti che difficilmente metteranno chi aveva intenzione di gestire queste linee nelle condizioni di farlo. Probabilmente la legge, che non ha una copertura finanziaria, attenzione, rimanda tutto alle regioni, manca proprio di questo. Noi l'abbiamo chiamata una fotografia senza lastra, una legge del nulla, perché a parte il fatto di mettere il nome ferrovie turistiche a una serie di 18 linee, non è riuscita a fare altro. Vi dirò di più e poi vi passo
la parola, molte delle ferrovie turistiche oggi sono interessate da altri programmi. Vogliamo fare degli esempi? La Ceva Ormea, una linea ferroviaria che collega il Piemonte alla Liguria, ovvero il primo tratto di ferrovia che poi doveva arrivare fino a Savona, è inserita in un piano che prevede l'utilizzo come linea commerciale, come linea merci, per far raggiungere le merci dal porto di Savona all'interporto da 42 binari di Alessandria. Cioè, quindi parliamo di una linea fondamentale che si inserisce addirittura nella via della seta, cioè le merci dall'estremo oriente arrivano al porto container di Savona, che ha una piattaforma creata da Maersk enorme, un'enorme banchina. Da questa banchina bisogna portare i treni all'interno. Lo faranno attraverso la Ceva Ormea, che è una ferrovia turistica, cioè classificata come tale. Andiamo avanti, la Fano Urbino è ormai, direi, un classico della diatriba tra chi vuole la ferrovia turistica, ovvero chi vuole i treni storici, e chi invece vuole andare a Urbino, che è un capoluogo di regione, con il treno. La Capranica Orte è inserita in un programma che prevede il collegamento del porto di Civitavecchia, Capranica Orte, la linea in realtà è, del porto di Civitavecchia con l'alta velocità della linea Roma-Firenze che passa da Orte. La Sicigliano Lago Negro, che non è inserita nelle ferrovie turistiche, ma comunque è una linea dismessa, ne è richiesta l'attivazione come ferrovia ordinaria, non come ferrovia turistica. La Eboli Calitri dovrebbe andarsi ad allacciare con la Avellino Rocchetta per realizzare un percorso che addirittura collega il Tirreno con l'Adriatico, sempre in chiave trasporto merci. Dell'Alcantara Randazzo magari possiamo parlare non so quanto, perché abbiamo detto tutto, perché collega due aree metropolitane, Messina e Catania, attraverso un percorso all'interno. Potremmo parlare anche della Porta Empedocle Agrigento, dove, come Giovanni sa benissimo, l'amministrazione comunale di Porta Empedocle ha chiesto l'attivazione di un servizio di trasporto ordinario, non più soltanto con treni storici una tantum, perché poi dobbiamo dirla anche giusta questa storia dei treni storici. Il treno storico si fa quando va bene una volta alla settimana. L'offerta di Fondazione Feste, se andiamo a vedere il sito di Fondazione, prevede questo, e non è soltanto un problema di Covid, è un problema di modus operandi di questo tipo di servizio. Allora mi chiedo io, e ci chiediamo tutti, credo, poi passo la parola a Giovanni e a Roberto, che già ho parlato abbastanza, per capire cosa ne pensano, ma è giusto impegnare somme pubbliche per ripristinare delle ferrovie, e quando va bene ci vogliono decine di milioni, per non dire centinaia, ed avere un treno turistico, anzi un treno storico alla settimana / al mese, magari con i fondi delle regioni, perché questa è la situazione del TPL. Giovanni, volevo sapere il tuo parere, poi passo la parola a Roberto per la stessa conclusione. Beh, io intanto vorrei salutare, visto che siamo tre uomini, vorrei salutare Laura Piserchia del Comitato della Ferrovia Eboli Calitri, che si trova sulla Avellino Rocchetta, e dedicare poi tutto quello che stiamo facendo a tutti gli altri comitati sparsi in tutta Italia, e per chi ci ascolta, che avrà modo anche di vederci, diciamo, attraverso i canali, diciamo, extranazionali, quindi anche a tutti gli altri comitati che, come così, si battono affinché queste infrastrutture rimangano proprio attive a servizio del territorio. Quindi per noi questa è come così, non è una battaglia, ma è una posizione che abbiamo sempre avuto, e quindi dedicare a tutte quelle persone che a vero titolo si attivano per dare, come dire, risposte ai territori, risposte di mobilità sostenibile è importante. Un'altra precisazione va fatta anche che a nostro avviso le ferrovie turistiche sono ben altra cosa, come dicevi giustamente tu Roberto, e questo vanno di pari passo e vanno assolutamente, diciamo, affiancate a tutte quelle che sono le attività dei ciclisti, delle persone che si interessano delle due ruote. Ce ne sono tantissime, sono migliaia. Quindi l'abbinamento treno e bicicletta è un abbinamento che è perfetto, quindi non c'era bisogno di fare una legge su questa cosa qui.
Quindi noi abbiamo già oggi anche alcuni intercity che permettono la possibilità di portarsi nel viaggio la propria bicicletta, di mettere una rastrelliera all'interno del treno e fare, non lo so, un Roma-Venezia, ecco, tanto per dirne uno. Prossimamente spero che si possa fare anche all'inverso da Roma verso il sud. Quindi ci sono già tutte le condizioni e non c'è bisogno di fare questa attività. Faccio un altro esempio, tu facevi riferimento a quello che era l'Agrigento-Porto Empedocle, dove vi è stata inserita questa ferrovia sulla legge delle ferie turistiche, le 4 Noi linee in vediamo la Sicilia. Ah, Empoli-Calitri. dico, esatto. Quindi, ma questa linea, guardate, dico, prima di questa attività, ma mica era chiusa. Questa linea veniva utilizzata occasionalmente per fare i collegamenti con dei treni regionali per portare le persone da Porto Empedocle fino ad Agrigento e viceversa, in particolare, per esempio, come avveniva con la fermata di Catania-Aquicella nei periodi dei morti o in alcuni periodi particolari. Quindi io, che venga scritto come è stato fatto in qualche webinar che questa linea era chiusa, ma chiusa a che cosa? Ma dico, ma poi le persone, dico, quando fanno queste affermazioni, dico, ma realmente conoscono ciò che stanno dicendo? Dico, e qui mi viene insomma un pochettino qualche dubbio. Un po' come è stato fatto su qualche altra infrastruttura che si dice che non funzionava, ma non funzionava su che basi, quali affermazioni, su che numeri. Quindi, come dire, il discorso sulle ferie turistiche è ben altro, non serviva questa legge è stata fatta semplicemente un po', come dire, per farsi, boh, non lo so, qualcuno si è fatto un po' di pubblicità, un po' di campagna elettorale, non lo so, non riesco a capirlo questa cosa, perché ripeto, già le condizioni che potevano portare ad avere diciamo, una fruizione diversa dell'infrastruttura ferroviaria già c'erano perché sono state fatte da quelle attività che ha fatto Roberto Greco, da quelle attività che ha fatto Roberto Greco e tutte le altre, diciamo così, componenti sociali, associative, di comitati, altre cose che hanno spinto a creare quell'amore che c'è sempre stato tra la ferrovia, tra il treno quindi e la bicicletta, quindi il discorso della mobilità vista in modo diverso, quindi non solamente del viaggio perché uno si deve spostare Sto parlando. appunto per piacere. Scusate. Quindi Roberto, io potrei parlare qui per ore su questa cosa. Sì. Quindi intanto penso di aver già detto A abbastanza me su certe cose. veniva, scusa Giovanni, veniva in mente la parola demagogia quando dicevi perché è stata fatta questa legge, così una parola a caso. No? Così, Ma non lascio la lo so, parola a guarda Roberto. Roberto Greco, vediamo cosa ci vuole dire. Dunque, io come dire, ho molto apprezzato quello che avete detto per quanto riguarda come dire, le risultanze di quello che dopo circa quanti sono 6 anni passati dall'approvazione, il primo bilancio, quello che nasce, che spontaneamente emerge è quello. Io credo che ci sia stata un po' più che demagogia. Alcuni soggetti avevano bisogno di affermare come dire, un portato, avevano bisogno di tirare una linea e dire io ho fatto questo e salire sul classico predellino in questo caso e tagliare il nastro. Questo è quello che è Sì. stato fatto. Molta gente aveva bisogno di tagliare nastri, di apparire, di sistemarsi la giacchetta con la sua bella spilletta e andarsi a far vedere. E questo avveniva ripetutamente. Se volete, questa cosa è avvenuta anche per l'apertura di luoghi simbolici, quale poteva essere Pietrarsa, quale il ventilato futuro museo di Trieste e qualche altro in giro. Che hanno sicuramente il grandissimo ruolo di andare a costituire dei luoghi di eccellenza della cultura ferroviaria italiana e dell'ingegneria ferroviaria. Non dimentichiamo che l'Italia è stata il produttore, non solo produttore in quanto metalmeccanico, ma produttore anche ideale, cioè di idee e quindi di ingegneria, di architettura dei treni tra i più belli del mondo, dal Settebello, ricordo, ai treni del ventennio che erano così avanzati da diventare addirittura obsoleti solo negli anni 90, paradossalmente, quando è cambiata un po' la logica. Allora a questo punto forse ci dobbiamo porre anche qualche domanda sul fatto che noi ci siamo dimenticati le nostre, tra virgolette, radici. Non sono io uno che vive nel passato, però è anche vero che ci sono passati e passati. Si è cercato di fare un po' di tutto un po'. Io sono uno che ama viaggiare nei treni moderni, confortevoli
idonei al trasporto, come dire, contemporaneo. La parola contemporaneo è fondamentale, perché noi che ci occupiamo di ingegneria e di architettura sappiamo che la parola contemporanea vuol dire al passo coi tempi. Il moderno è una definizione che nasce negli anni 20 dello scorso secolo e indica, soprattutto nell'architettura, quella che era a suo tempo la contemporaneità del cosiddetto movimento moderno, poi diventato stile internazionale, che comunque si è propagato e che tutt'oggi è in qualche modo uno stile, diciamo, tra virgolette, odierno, non modificato. Perché sto facendo questa premessa? Perché in realtà, nel vedere le immagini del treno della Val Venosta, che fa anche più di 3 milioni di passeggeri, perché andrebbero conteggiati anche una enorme quantità di passeggeri che utilizzano questo come commuting non tanto lavorativo ma turistico sportivo, il treno viene utilizzato per fare la risalita della Val Venosta dopo aver percorso la stessa valle in discesa con le bici. Cosa che succede sulla Dobbiaco-Linz, che tra l'altro è un pezzo, il pezzo trasfrontaliero della ferrovia della valle, dove appunto vi è Dobbiaco lungo la Drava, no? Il fiume Drava, che in tedesco è Drau. Si arriva a Linz, un sistema organizzatissimo, consente di riportare su passeggeri e biciclette. Se vedeste i numeri di passaggio in una giornata media lungo la ciclopista della Drava, che per circa un terzo è in territorio italiano, potreste vedere come vi è un transito di circa 20-25 mila persone giorno nel periodo di luglio-agosto. Dovete sapere che una fabbrica molto famosa, che sicuramente avete non solo sentito nominare, ma di cui avete apprezzato anche i prodotti, la Loacker, ha aperto uno spaccio aziendale posizionandolo proprio accanto alla ciclopista. Allora questo ci fa capire che non è stato la presenza della Loacker a far venire la gente, ma è l'esatto contrario, è la gente che ha indotto la Loacker ad aprire uno spaccio aziendale con vendita al dettaglio direttamente sulla ciclopista. In tutto questo si è inserito infrastrutturalmente, non come fatto così, come dire, secondario, ma infrastrutturalmente vuol dire strettamente correlata, che cosa? La ferrovia. Perché sarebbe stato impossibile portare 20.000 persone che vanno dagli 80 ai 4 anni ogni giorno in estate, e che cosa meno nel periodo primaverile e nel primo autunno, perché poi iniziano le precipitazioni nevose in quella zona, se non con una visione infrastrutturale del sistema. Cosa voglio dire? Che se non ci fosse stata la ferrovia a riportare le persone su e le loro biciclette con dei carri più o meno appositi, più o meno, su questo poi possiamo anche discutere, non ci sarebbe stato il successo di quell'area. Tutti hanno puntato su questo. Questo dimostra, scusa Roberto, sullo sfruttamento. Quando spuntate a Linz, io l'ho fatta un 3-4 volte, perché la usavo anche come allenamento con la Dolomiti Superbike, che è una famosa gara di mountain bike, dove la gente che accompagna gli atleti durante le giornate, diciamo, fa questa ciclopista, fa anche degli altri giri, ma questa è una classica, non si può rifiutare. Che tra l'altro Roberto, posso interromperti un attimo, scusa, perché questo è il punto fondamentale, cioè mettendo a rete, a sistema, una ferrovia che prima abbandonata, Val Venosta, la ferrovia di Dobbiaco che dicevi tu, in pratica si è implementato il turismo, ma veramente quei 20.000 viaggiatori al giorno di cui parlavi prima sono numeri assolutamente impossibili per una ferrovia turistica per come è intesa nella legge 128, perché non puoi portare quella gente lì con la locomotiva a vapore o con i treni di una volta, anche perché a livello normativo siamo completamente fuori strada, ci sono degli adeguamenti da fare, ci sono delle cose che devi mettere in campo, altrimenti non puoi esercitare la linea.
E vorrei dire, ora passo la parola a Giovanni, una cosa: i tempi sono cambiati. La legge 128 sembra scritta negli anni 90, 80, quando si pensava che le ferrovie dismesse fossero i famosi rami secchi che occorreva togliere di mezzo. Non è più così. Ormai i territori vogliono la ferrovia, ormai la sensibilità ambientale è tale, la consapevolezza del fatto che una ferrovia è un mezzo di trasporto ecosostenibile, è universale, per cui i territori vogliono la linea, o addirittura si prevede di utilizzare le linee in un nuovo mercato merci che prima non esisteva. Bisogna fare i conti con queste realtà, non con le persone che, come dicevi tu Roberto, si vogliono mettere la spilletta. E passo subito la parola a Giovanni, se no non mi fermo più. Beh, diciamo che è anche giusto dare dei numeri, Roberto. Io, da dichiarazioni fatte lo scorso anno, da chi cura la mobilità sui treni storici, si è praticamente scoperto che in Sicilia ci sono stati solamente nel 2019 poco, diciamo, circa 5.000 viaggiatori. E stiamo parlando di 5.000 viaggiatori in oltre 50 treni organizzati. Quindi chiunque ha una calcolatrice, diciamo così, a portata di mano può fare il conto di quello che sono questi numeri. Quindi se confrontati nella Val Venosta di quello che fa in un solo giorno la Val Venosta con i treni Infatti, ordinari, attenzione, turistici, perché sì, poi che c'è il patentino, non ho capito, c'è il patentino, tu rosso, io verde, io sono turista perché sono rosso e tu sei verde perché sei lì che abiti in quella zona, non cambia niente. Poi c'è no, perché un'infrastruttura che può Giovanni essere usufruita sotto tutti gli aspetti è un 365 giorni problema di all'anno. denominazione. Li hai chiamato turistici, in realtà sono treni storici. Ecco, Esatto, le esatto. parole sono Ma importanti. quella è un'altra cosa. Esatto. Il treno turistico, tanto per andare, come dire così, a fare un pochettino di storia, perché io ci sono stato prima di tanti signori e so cosa succedeva qui in Sicilia e anche nel resto d'Italia. Posso benissimo affermare, per esempio, che ad inizio degli anni 2000 i treni storici organizzati dalla regione siciliana, che non costavano nulla al viaggiatore, bastava semplicemente prenotarsi attraverso un'email e tu potevi benissimo poi viaggiare da Siracusa a Nodo a Modica su una locomotiva a vapore praticamente senza che ci fosse resta, senza che ci fosse nulla, senza che ci fosse nessun contesto, diciamo così, burocratico, se non una banale email e una risposta alla regione siciliana. Questa cosa praticamente considerate che oggi si va a pagare anche un biglietto che per carità va anche corrisposto questa cosa, ma quelli erano treni turistici perché quel tipo di composizione non è che era solamente quella in quella giornata, quello veniva effettuato quel collegamento con materiale storico, ma sia prima che anche dopo c'erano anche dei treni regionali, quindi il viaggiatore poteva usufruire anche di questo servizio con materiale d'epoca. Quindi ecco, quella è una cosa, non come avviene in certe situazioni. Dico, io ho scoperto, Roberto, dico questa che è veramente assurda. È stato fatto un treno Messina-Lipari, un treno storico Messina-Lipari. Io ho scoperto perché ero a Messina Centrale all'arrivo di questo treno. Chiaramente il treno è stato limitato a Milazzo perché Lipari non ha una stazione No, ferroviaria. non Ecco, nuotava ebbene, il treno, non nuotava. esatto, c'erano due viaggiatori che sono scesi da questo treno, hanno preso il treno a Milazzo perché non c'è nessun treno regionale che da Milazzo potevano arrivare a Messina. Quindi, per carità, a me fa piacere che ci sia la possibilità di frazionare il viaggio, o fai l'andata o fai il ritorno o fai entrambi, ma che un treno, come dire, con materiale d'epoca venga utilizzato anche per la mobilità, insomma, mi sembra un pochettino veramente una cosa un po' eccessiva. In quel caso ai signori ha portato, come dire, un beneficio perché, insomma, evidentemente se chi si sposta ha una necessità, ecco, questa è un po' la cosa. Scusatemi se mi sono un attimino intromesso in queste cose, poi io, come dire, così un po' mi riscaldo su certi argomenti, su certe riflessioni. Do la parola nuovamente a voi. Sì, Volevo Roberto appunto, Greco. se posso, completare il discorso. Io vi ho raccontato della storia della Dobbia Collins e della Val Venosta. Va detto una cosa, io conosco bene perché appunto avendo conosciuto l'ingegnere della ferrovia della Val Venosta e chiaramente diciamo da progettista ci siamo un po' scambiati le idee. Innanzitutto va detto una cosa, quando loro hanno fatto un investimento infrastrutturale su questa tratta, hanno pensato 3-4 criticità. Le prime, eliminare completamente quelle che potevano essere le interruzioni dovute a frane o a elementi diciamo naturali che ogni volta andavano a sospendere il servizio e quindi lo rendevano di fatto
antieconomico, cosa che aveva portato Ferrovie dello Stato prima alla diminuzione del servizio e poi alla, tra virgolette, chiusura. In realtà era una sospesa. Il secondo è quello di eliminare tutte le criticità dovute alle interruzioni delle infrastrutture viarie dovute all'enormità di passaggio a livello che erano lungo la tratta. Per cui la velocità commerciale, come si dice in gergo trasportistico, veniva aumentata non indifferentemente, e chiaramente però ci voleva un grosso esborso economico, perché tutti questi passaggi a livello dovevano diventare tutti sottopassi. Il terzo punto è stato quello di puntare sulle stazioni, con una visione moderna. Cioè la stazione non può essere necessariamente quella del 1860, se oggi deve avere funzioni differenti, se deve essere accogliente ma nello stesso tempo deve avere per esempio degli spazi ampi, perché arrivano là 30 persone con 30 biciclette e quelle 30 persone devono trovare spazio all'interno, mentre magari una visione un po' antica questa cosa non la prevedeva, perché il veicolo veniva lasciato all'esterno, non c'era la bicicletta da portarsi dietro e da far salire sul treno. Il fatto chiaramente del ribassamento del materiale ferroviario o dell'innalzamento delle banchine per arrivare a Paro, di modo che l'accesso anche per le persone con ridotta capacità motoria fosse facilitato, non dovesse esserci un lancio con la fionda all'interno della carrozza. Questi sono i punti principali su cui si è puntato. Mi ricordo che mi disse il collega che nel primo anno loro hanno, come dire, fatto un pelino di fatica per cercare di far capire che il treno era sicuramente una buona soluzione. Alla prima nevicata, quando hanno assicurato il servizio anche durante la nevicata, e non come spesso capita in Sicilia, che alla prima pioggia abbondante e intensa si sospendono i treni, non si capisce perché. Bene, immediatamente hanno visto che la gente era felice di poter prendere il treno e arrivare a casa a prescindere che ci fosse la neve o ci fosse il ghiaccio sulle strade, che questo è uno degli elementi fondamentali. Arrivo sicuro in un tempo pressoché sovrapponibile a quello del viaggio in auto, però fondamentalmente arrivo sicuro. Allora questo ha sostituito assolutamente l'utilizzo del mezzo privato. Le stazioni sono state tutte riscaldate, sebbene automatizzate, perché anche lì c'è il problema del taglio del personale. Le stazioni sono state riprogettate e accanto a quella vecchia, carina, lasciata lì, quasi una fermatina, eccetera, eccetera, sono stati costruiti, facendo dei bandi di concorso di progettazione tra ingegneri e architetti, dei piccoli gioielli. Mi ricordo quello di Luna, mi ricordo tanti posti che sono veramente notevoli nella loro bellezza. Sapete qual è stato il problema nel secondo anno? Quello che l'afflusso di turisti era talmente alto che hanno dovuto impedire l'accesso ai Sì. ciclisti, cioè ai usufruitori ciclisti, di alcune stazioni in alcuni orari, perché andavano, come dire, in sovrapposizione con gli utenti ordinari. L'altro problema è stato quello di modificare la composizione, perché mi pare che loro all'inizio avevano un 3 casse, questi Stadler se non ricordo Sì. male, a 3 casse, e poi hanno chiesto ora a 4 e a 5, un po' come i pop e robe del genere, perché tra l'altro i raggi di curvatura lo consentono, non hanno problemi particolari o addirittura ne accoppiano in doppio. L'unico problema può essere, diciamo, la dimensione poi delle banchine di fermata, se c'è un fuori banchina, ma credo che sia un problema che hanno ampiamente visualizzato e hanno... Comunque quello che volevo dire è che il materiale è materiale modernissimo e Sì. che anche quando vanno a fare un treno storico, ma loro spesso non lo fanno perché sono dei funzionalisti, non sono dei nostalgici, Bravo. il treno storico può avere un senso con materiale storico, in date precise, secondo dei criteri, organizzato con certe logiche che lasciano, scusatemi, io sono sincero su questo, che lasciano anche al di fuori dello Stato attuale, non dico Ferrovie dello Stato, che chiaramente è il gestore dell'infrastruttura, ma neanche è possibile, come io so per certo, che le associazioni locali si devono fare carico di 8 persone, 10 persone, di cui 3 macchinisti. Io Mm. ero presente su un treno storico
E questa gente che mangiava spesata, riverita e tutto il resto al ristorante, e le associazioni che organizzavano dovevano mangiarsi mezzo panino perché chiaramente se no non ci uscivano neanche da lontano. Certo. Quindi questo problema è un problema che purtroppo ci troviamo. Ora cosa voglio dire? Voglio dire che la ferrovia turistica non è una ferrovia turistica. Ci possono essere delle corse turistiche o che hanno, penso per esempio al treno del vino, quello fatto da Ferrovie Circumetnea, ma non ci può essere una ferrovia turistica, Bravo. secondo me. Ci dovrebbe essere una ferrovia che è un'infrastruttura a servizio del turismo, che è ben altra cosa, che vuol dire che se io ho una composizione di 40 persone che sono pendolari, utilizzatori del treno per spostamenti, e ce ne sono altre 37 che sono dei turisti, cosa che succede oggi sulla linea Messina, Catania, Siracusa, in buona sostanza nel tratto tra Taormina e Siracusa. Questo vuol dire che, e questi sono i numeri che vi ho dato perché effettivamente sono quelli, bene, questo vuol dire che la ferrovia non diventa turistica, ma che ha anche una funzione diciamo, in relazione a una fruizione turistica. Io faccio una distinzione ben precisa e parlo di infrastruttura, parlo di sistema, parlo di logica integrata, non parlo di siamo appassionati di treni e prendiamo il treno perché non abbiamo altro da fare, o piuttosto il treno è un mezzo, poi può essere bello, ci può piacere, può non piacerci, ma non può diventare lo scopo della nostra vita, come la parte turistica non può diventare lo scopo di una ferrovia. Ecco, io la vedo un po' così. Ecco, vedo che abbiamo molti punti in comune e c'è molto accordo. La parola a Giovanni. Beh, diciamo, io in risposta anche a quello che ti sta dicendo Roberto Greco in questo momento, io mi sono fatto, soprattutto negli ultimi anni, diverse, diciamo, domande su quello che è, come dire, tutta questa attenzione da parte dei volontari in certi contesti. Ecco, mi sono chiesto com'è possibile che alcune persone vadano la mattina alle 6 al deposito e poi rientrano a mezzanotte, diciamo, dopo più di 12 ore, come così, in modo volontario. Ma su questo, come dire, così, non ho lascio a voi insomma ogni riflessione, dico, se poi possa essere come dire, così normale che poi queste persone abbiano anche l'incombenza di doversi comprare la bottiglietta d'acqua e il panino. Dico ben venga, dico, se se c'è questa gente che fa queste cose, perché è veramente un sacrificio incredibile. Dico, io personalmente, per quanto possa essere, come dire così, legato a questo settore, attento a questo settore, come dire, non riuscirei mai, per quanto mi spenda, diciamo, in varie situazioni di volontariato e altre cose. Comunque, no, non lo so, ecco, poi magari se avrò tempo mi piacerebbe un giorno approfondire un po' questo aspetto qui. Tornando al discorso, per esempio, di quello che sono i treni veramente storici, io penso sempre, faccio sempre l'esempio di Torino, dove nei giorni festivi la linea 16 viene esercitata con tram storici, con tram praticamente, quindi con dei rotabili d'epoca. Ecco, perché no? Io vedo per esempio un futuro, perché questa storia dei treni d'epoca e dei neoturistici penso l'abbiamo abbondantemente chiarita. Ma vedo un futuro diverso, perché ripeto, la legge 128-2017 secondo me è qualcosa che se non c'era dico, campavamo lo stesso, dico. E vedo un futuro con, per esempio, la domenica o in alcuni giorni particolari dell'anno dove fondazioni o altri soggetti, altre cose organizzano, come dire così, con contesti propri, con risorse proprie, altre cose, un treno, che ne so, con rotabili d'epoca, ovviamente, che ne so, un Messina Taormina, un Taormina Catania o un Catania Caltagirone, giusto per fare un po' qualche esempio, o tanto per andare un po' dall'altra parte della Sicilia, che non la citiamo quasi mai, che ne so, da Trapani verso insomma altre realtà molto importanti. E quindi come può anche essere, che ne so, un'extra offerta a quello che poi è il trasporto come dire, di mobilità regionale. Quindi come dire, questo è quello che a noi piace, ma che si debba andare a sottrarre delle infrastrutture, un po' come per esempio può essere Alcantara-Randazzo, che dico, è inconcepibile che una linea venga riattivata per farci anche un treno al giorno, cioè è ingiustificata una cosa del genere. Come si fa a sottrarre ai territori una cosa del genere? Cioè è incredibile, dico. Ma solamente a pensarlo è incredibile. Quindi, come dire,
io insomma, ho questa visione e penso che in futuro, e mi auguro che in futuro ci sia questa integrazione tra il servizio regionale e il servizio, diciamo così, effettuato in alcuni momenti, come avviene a Torino, con rotabili d'epoca. Ripeto, ma le due cose integrate, sì, ma che le due cose possono essere integrate economicamente, come ha affermato qualcuno, diciamo, qualche giorno fa, io, come dire, non sono molto d'accordo, perché questo poi va a incidere in quelle problematiche che già, per esempio, nella regione siciliana abbiamo, per esempio nell'integrazione tariffaria con gli altri vettori nelle città di Messina, Catania e Palermo, che non si trovano le risorse, che ci sono difficoltà a trovare risorse, e poi, come dire, sarebbe veramente un'incongruenza andare a sostenere qualcosa del genere. Dico, comunque, questo, ecco, si andrà poi chiaramente a approfondire, perché già siamo a oltre 60 minuti con questo webinar, quindi, come dire, di argomenti da approfondire ce ne sono veramente tanti. Lascio la parola a voi e magari ci sentiamo dopo per i saluti. Sì, volevo a proposito dell'Alcantara Randazzo ricordare che il ripristino dell'Alcantara Randazzo è quotato. Noi abbiamo fatto un conto nello studio di fattibilità che abbiamo fatto, che con una cifra che sicuramente superiore ai 130 milioni di euro. Con le somme a disposizione la Regione ha fatto un suo progetto, si arriva a 200 milioni di euro. Ora sfido chiunque, qualsiasi ente, tantomeno l'Europa, che ai risultati ci tiene. Tutto l'affare del Recovery Fund, ora Next Generation UE, è finalizzata a una cosa: il recupero della sostenibilità ambientale. Ora, ve lo immaginate un finanziamento della Unione Europea di 200 milioni di euro per avere un treno la settimana al massimo dell'ottimismo? È impensabile. Purtroppo ci ritroviamo, io e Giovanni ne sappiamo qualcosa, a dibattere spesso con esponenti di associazioni di ferroamatori o sedicenti tali, che continuano a sostenere che ripristinare una ferrovia turistica costa meno che ripristinarla per gli scopi ordinari. A me viene da ridere solo a pensarci, e sicuramente anche a Roberto che fa questo mestiere, ma Giovanni, conoscendo le ferrovie come le sue tasche, sa benissimo che non è così. Però io dico che continuiamo ad assistere a tanti pareri resi da persone che non conoscono la materia e che insistono su tesi assolutamente insostenibili, spesso con l'appoggio di certa stampa. Questo lo voglio dire perché francamente abbiamo avuto diversi esempi e diverse diatribe in questo senso. Noi però ci abbiamo messo la competenza. Questi signori hanno messo soltanto le chiacchiere, non abbiamo mai visto nulla a sostegno di queste tesi farlocche, e devo dire che un'altra cosa che mi è successo: quando si parla di ferrovie turistiche nell'ambito di convegni, seminari, per esempio del Collegio Ingegneri Ferroviari, eccetera, vedo sempre, io volte faccio provocatoriamente la domanda sulle ferrovie turistiche e vedo sempre dei sorrisini molto, molto, molto significativi. Passo la parola a Roberto per le conclusioni, poi ci salutiamo. Va bene? Allora, io, come ho esplicitato, la ferrovia turistica è come cercare di fare cioè la logica della ferrovia solo ed esclusivamente turistica. Per me è come cercare di andare a fare la 100 metri piano eh, senza un piede. Chiaramente si può anche fare, ma i tempi non sono quelli da grande runner. Andare a sperperare del denaro pubblico per recuperare una struttura, un'infrastruttura di quel genere, lo trovo assurdo. Qualcuno non sa che alcuni anni fa, come Comodo, siamo riusciti, diciamo, in un intento, quello di mettere allo stesso tavolo Parco dell'Alcantara, Ferrovia Circumetnea e chiaramente anche il GAL, nell'ottica di un recupero di questa struttura. In quel caso uscì un documento riservato perché l'allora dirigente mi dice: guarda, ti faccio vedere una cosa. Questa è la nostra ambizione ed è quella di prenderci la tratta come Ferrovia Circumetnea, e farla diventare la connessione su Taormina, perché a noi interessa il transito di persone che vanno da Taormina verso Randazzo, dove Randazzo, ricordo, è essere la città dei tre parchi: Parco dell'Etna, Parco dell'Alcantara e Parco dei Nebrodi. Perché io a questo punto inizio a fare veramente il business.
perché poi da lì posso scendere a Catania dai due lati, perché Esatto. sarebbe la famosa interconnessione che mi manca. A quel punto uscirono i numeri. 4 anni fa loro stimavano che l'acquisto e la sistemazione dell'infrastruttura secondo, come dire, i loro standard, attenzione, standard non di scartamento ridotto, ma scartamento ordinario, cioè mantenendo lo scartamento ordinario e mantenendo quindi raggi di curvatura, tutto quello che c'è oggi, ma con velocità commerciali diverse rispetto a quelle che venivano esercite al tempo della, tra virgolette, chiusura. Sarebbe stato molto più utile andare a pensare a un qualcosa che non dovesse superare gli 83-90 milioni di euro. Quello su cui si fermarono non è la spesa, ma è l'esercizio, perché loro stimavano che l'esercizio annuale fosse più alto di 8-9 milioni di euro, per cui iniziava a diventare sufficientemente oneroso. Sì. So anche un'altra notizia, che il Parco dell'Alcantara da un lato premeva per farlo diventare pista ciclabile, quindi eliminarne, come dire, la ferroviarietà della infrastruttura. Io fui quello che disse: guardate, a noi converrebbe che, come la Dobbiaco Linz, ci fosse un treno che sale e mi porta le persone a Randazzo, e lungo le ciclovie di percorsi già esistenti, senza dover realizzare nuove infrastrutture viarie, la gente possa scendere a piedi, in bicicletta, a cavallo, come vuole lei, lungo la valle dell'Alcantara. Quindi creando non solo una funzionalizzazione dell'infrastruttura ferroviaria esistente, ma anche donando un benessere alla valle, che comunque diventava anche utilizzo ordinario per i soggetti. Loro dissero no, ma noi vogliamo, facciamo la ciclovia, perché andare a cavalcare le cose. E da lì ci fu tutto un bailamme. Noi, come Comodo, sostenemmo no, noi vorremmo la ferrovia. Però certo, se a un certo punto voi vi fissate. C'è da dire però che il Parco dell'Alcantara fu quello che salvò la tratta dalla disgregazione. Io so per certo che ha lanciato una sorta di OPA, chiamiamola così, sull'acquisto o addirittura sulla cessione tra enti pubblici, perché è ente territorialmente competente. Perché bisogna dire che Ferrovie dello Stato, che oggi fa il bravo, il buono con Cantamessa o con altri che vengono a farsi le passeggiate vicino alla tratta, farsi vedere, eccetera, eccetera, gli fanno fare 3-4 metri di pulizia e scerbamento, in realtà stava dividendo la tratta in pezzettini chiamati lotti funzionali per venderla ai privati, compresi i caselli, compresi i passaggi a livelli, tutto quello che immaginate. Gallerie per fungaie. Nella 128 è previsto qualcosa del genere, attenzione, e quindi probabilmente non vorrei che la legge 128-2017 sia stata fatta, non lo so, con una visione diversa da quella che magari è quella che abbiamo avuto noi da sempre. Spesso, caro Giovanni, la destra non sa quello che fa la sinistra. C'è da dire che il Parco dell'Alcantara esercitò una sua potestà territoriale, dicendo attenzione, non voglio che questa infrastruttura, qualunque sia il suo destino, venga destinata allo smantellamento e al frazionamento. È una parola che a me piace molto, è un elemento territoriale. Sì. E questo è molto importante. Vi vorrei far vedere a questo punto, nella conclusione, delle immagini che vi faranno, spero, piacere. Ecco, vediamo se riesco a condividere lo schermo. Scegli finestra, ok. Senti. Aspettate, perché qua non so. Comunque, giusto per ammazzare un po' il tempo, dico, io sono andato per un paio di anni a ripulire, a bonificare non qualche metro di linea, come ha fatto qualcuno per mano di altri, di operai, ma me la sono pulita da solo. Non so se vi ricordate la ferrovia Noto-Pachino. Questa è l'immagine che stai condividendo, ecco, Roberto. la vedi? Questa qui? Sì, questo sì, è l'ex casello, si vede? Io non sì. so se... Ecco, questo è l'ex casello ferroviario
di Siracusa, il chilometro si legge 311-806, che era Sì, il presidio del passaggio a livello su Corso Gelone, dove avveniva su Costo l'ottimizzazione dei Gelone. binari. Questo è un intervento che ho fatto personalmente, che ha fatto il mio studio di recupero, è stato Bene, acquistato da un privato che invece di demolirlo o farne un'altra cosa, ci ha consentito di fare un intervento di grande rimodulazione, diciamo, interna e di rifunzionalizzazione in chiave moderna. È un edificio A4, oggi come categoria energetica, cioè la sì. massima categoria possibile, assolutamente autonomo energeticamente, ma è un casello ferroviario a tutti gli Sì. effetti. Questi sono dei dettagli poi di infrastrutture che sono state realizzate per renderlo più È un funzionale, più efficiente. bell'intervento, l'avrò visto tante volte passando da Siracusa, è un bell'intervento. È stato Complimenti. da poco completato. Queste sono poi altre parti anche interne, perché poi ospita anche un piccolo boutique hotel nel piano superiore, però mi fa piacere condividere con voi quella che è una storia, una bella storia, perché come vedete è stato recuperato tutto, compreso il numero, compresa la tabella, Sì, ed è sì, un sì, sì. privato che non ha avuto neanche un euro di finanziamento e poteva benissimo dire, sai che c'è, arrivederci. Invece, da quel momento, da quando abbiamo rifunzionalizzato questo spazio e l'abbiamo attualizzato, perché chiaramente è un edificio che è diventato contemporaneo, lo vedete anche nelle finiture, nelle cose, ma che racconta la storia senza averla modificata, i volumi sono quelli che c'erano. Questa, questo ambito, questa zona si è riqualificata grazie all'intervento. Come dire, Certo. le persone hanno compreso che da quel punto si poteva partire per credere nella riqualificazione di quel territorio. Per cui ora questo edificio che vi sto indicando dietro stanno iniziando a rifarci la facciata, quello accanto, quello di fronte. Ecco, questa è un'immagine anche recente. Hanno fatto il parcheggio per le auto accanto. Come succede spessissimo, Roberto, Ecco, cioè la riqualificazione urbana parte da piccoli interventi e poi a macchia esatto. d'oro si espandono. Ho visto cose del genere anche nel centro storico di Palermo, ma anche in altre zone di Catania. Ecco, vedete anche Cioè, c'è un'architettura contemporanea, è come potete giusto, cioè, vedere, con sì. materiali assolutamente attuali. Addirittura abbiamo scritte laserate, abbiamo cancelli fatti al laser, eccetera. Quindi, secondo una contemporaneità di stile, di gusto, ma che è stato rispettoso di questo edificio che, se andate a vedere le foto antiche, ha la stessa medesima cubatura di quella che trovate Lo oggi. stesso volume, certo, certo. Lo Chissà stesso che non riusciamo volume. a vedere qualcosa del genere anche sull'Alcantara a Randazzo, che ne so, Ma magari guarda, io me lo augurerei, ce lo perché auguriamo, ce lo auguriamo tutti. un'idea che noi abbiamo funzionalizzato anche all'interno. All'interno si racconta della storia dei treni di Siracusa. Vi dico, ve la butto lì, abbiamo fatto anche un progetto con Italia Nostra, che era stato presentato anche al MIBACT, ma che purtroppo non ha avuto poi una prosecuzione, per fare una mostra semestrale sulla ferrovia di Siracusa, con degli eventi che si sarebbero succeduti in 6 mesi e che venivano ospitati in questo bellissimo roof garden che c'è quassù, no? Sulla terrazza che Sì, vedete, sì, sì, sì. con modelle, con attività, addirittura con delle proiezioni mediante dei videoproiettori su alcune delle facciate predisposte all'uso. Purtroppo il progetto non ha avuto il placet del Ministero, però noi non demordiamo e speriamo che questa cosa si possa fare, anche perché Italia Nostra ci credeva molto, come ci credevamo noi, e questa cosa, insomma, diventava, credo, assolutamente condivisibile nella gestione. Ecco, partendo dalla riqualificazione di parti di ferrovia, si può arrivare a una riqualificazione del territorio, che è un argomento che, come sa perfettamente Giovanni, a me è molto caro, perché io parlo sempre di territori interni, di miglioramento delle aree territoriali, di cosiddetti territori interstiziali. Questi sono un po' i miei cavalli di battaglia, perché credo che all'interno di quelle pieghe del territorio si nascondono talmente tante ricchezze, non solo ambientali, non solo paesaggistiche, non solo culturali, ma un po' tutto insieme. Grazie. Bene, bene Roberto, grazie a te anche perché ci hai dato delle notizie importanti, ci ha fatto vedere come si può sfruttare un'infrastruttura
in teoria morta per fare delle cose importanti, interessanti, e speriamo di poterlo fare con l'Alcantara Randazzo, con tante altre linee dismesse, da non usare un tanto al mese, ma da usare per appunto i territori, così colleghiamo il nostro ragionamento al tuo. Grazie Roberto, grazie Giovanni, io dico che possiamo passare ai saluti e ci rivediamo alla prossima occasione. Siamo andati, diciamo, un po' fuori coi tempi, quindi possiamo chiudere. Una buona serata a tutti. Ciao Roberto, ciao Giovanni. Ciao, a presto. Ciao.